Amici bellini, ma sapete che vi dico? Io lo faccio sto video in notturna, ma che se ne fotte? Nel senso che non si è giocato e allora io faccio un video in ritardo che però per voi è in anticipo perché insomma la mattina, cominciamo. Allora, cioè non c'è positività, la positività una volta era una cosa buona. E invece positività, Sporting Lisbona-Napoli non si gioca, questa è la notizia del giorno e invece no. Lasciate un like per ogni volta che avete bestemmiato perché volevate vedere l'amichevole. Perché questa, di notte i rumori sono aeroplani. Ma che cazzo, ma dove abito? Ma non era non poteva essere un aeroplano. Comunque sia, lasciate un like perché io ho bestemmiato come un dannato, cioè ho fatto gli affari miei e va bene fare un pochino di public relation, diciamo. Ma ieri ho suonato, l'altro ieri ho suonato, quindi è sembrata un po' la vita reale. Ma non è solamente successo il fatto che Sporting Lisbona-Napoli non si è giocato e quindi noi non abbiamo avuto indicazioni importanti per capire dove il Napoli vuole andare ad apparare verso il Parma, perché adesso noi siamo già, ragazzi, manca esattamente una settimana, cioè di meno, è già campionato, è già importantissimo, è già quel fatto, Maronna mi tenga salata, come faccio poi a fare la reazione? È importantissimo. E allora che cosa succede? Uno sguardo alle altre squadre, perché ieri cosa è successo? A parte Paris Saint-Germain che perde la seconda partita consecutiva, razzismo, Neymar che pare sia stato chiamato scimmia, espulsioni una dietro l'altra, insomma, roba interessante, grave, cioè Di Maria che sputa in faccia a uno, insomma, veramente brutte cose. Poi cosa succede? Succede anche l'amichevole della Juventus, la prima amichevole stagionale ufficiale di Pirlo, vincono 5-0 contro il Novara e io mi vado a vedere i vari youtuber juventini, ma perché bisogna farlo, ragazzi? Bisogna capire chi è il tuo avversario. Anche se lo abbiamo detto, io poi farò in questa settimana, quindi iscrivetevi perché in questa settimana cliccate anche la campanella perché in questa settimana magari lo facciamo live insieme la grigliata, no? La grigliata di tutte di come sarà poi la classifica finale. Dobbiamo fare un po' di previsioni perché poi quando sarà l'anno prossimo io faccio la reazione alla previsione e quindi ci scherziamo su. Quindi non sono nemmeno nostri avversari per lo scudetto perché io non credo che il Napoli possa mai. Cioè, siamo troppo la squadra è incompleta. A parte i dubbi che ci abbiamo ancora, vendiamo Koulibaly, non lo vendiamo, lo sostituiamo. Chi è il sesto centrocampista? Chi è la destra ufficiale insieme a Politano? Si devono mischiare tutti qua. Chi è il terzino sinistro? Chi è il portiere titolare? Insomma, sono troppe le incertezze, quindi una squadra con le incertezze non può puntare allo scudetto, può puntare a una posizione in Champions League, cioè, certamente, perché si devono confermare Atalanta e Lazio, l'Inter probabilmente si confermerà e poi dobbiamo capire la Roma e il Milan che fanno, voglio dire, la Fiorentina, il Napoli se la deve giostrare con queste 3 o 4 qua. Però dobbiamo capire pure la Juventus che fa, e la Juventus pare abbia giocato, uno youtuber dice 3-5-2, un altro youtuber dice 3-4-1-2 con Ramsey dietro le punte erano Ronaldo e Kulusevski, ovviamente Dybala non era disponibile, quindi non si sa se poi con Dybala cambia la formazione, la tattica, ma a un primo occhio non clinico perché non l'ho vista, mi rifaccio solamente a commenti esterni così, ma stiamo parlando né più né meno che la Juve di Allegri, perché sulle fasce Alexandro e Quadrado, quindi in fase di non possesso uno dei due scala e diventa a 4, si costruisce a 3 e vabbè, quindi tutto questo non mi sembra niente di nuovo, un po' più di verticalità nel far ripartire l'azione, questo McKennie molto esaltato dalla stampa e dai tifosi, recupera palloni e poi riparte in verticale come devono fare tutti i centrocampisti. E a proposito di centrocampisti, uno sguardo va dato indubbiamente e per forza all'Everton che batte il Tottenham di Mourinho. Ancelotti incassa i 3 punti con
Allan in campo, centrocampista centrale. Ora non mi è chiaro anche questo perché alcune app di calcio la portavano con un 4-3-3 con Allan centrale, mentre un video di Premier League la portava con 4-2-3-1 con Allan tra i due in mediana. Ma fatto sta che al di là di Allan, che negli highlights si vede poco perché si vedono più le azioni di attacco, e azioni d'attacco il Tottenham le ha avute, quindi ci dobbiamo fidare che Allan abbia giocato bene. Io non l'ho vista, se qualcuno l'ha vista me lo dicesse nei commenti. Però chi ha giocato interessantemente mi pare James, perché James è entrato nelle occasioni degli highlights, no? Poi il gol l'hanno fatto sul calcio piazzato, quindi lascia poi il tempo che trova parlare di mo l'Everton con Ancelotti. Vedremo, non è detto alla fine. Dipende tutto da Davide, perché dipende tutto dai figli, ma questo poi in generale. Quindi ragazzi, sono successe delle cose e io quindi faccio questo video che va fondamentalmente per gli amici bellini che se lo guardano a prescindere un video quando lo faccio, anche se non ci sono notizie pregnanti. Però una notizia potrebbe essere Deulofeu. Che ne pensate voi? Perché io me lo sono guardato bene, ci sta un video di 12 minuti con tutte le cose che fa. Ragazzi, Deulofeu e lo portano sul transfer market, lo portano alla sinistra, punta o alla destra. Ma la cosa importante è che è destro di piede e che io nelle immagini le ho visto un sacco di volte giocare a destra, ma un sacco di volte. Quindi non parliamo di Boga, che sì, si può adattare a destra, però dà il meglio a sinistra e comunque... No. Deulofeu del 94, quindi 26 anni, 1,77, ha una tecnica sopraffina. Gioca col destro e a destra ci gioca anche bene. È veloce, c'ha il dribbling, c'ha la finalizzazione. Ragazzi, qua, se la voce fosse vera, io arrizzo. Ma io di solito, lo sapete, io non mi sbilancio mai, perché non mi sbilancio mai, li devo sempre vedere in campo, però io comincio ad arrizzare se la voce fosse vera. Mi risulta comunque strano che io penso che questo Deulofeu abbia dei problemi di discontinuità, perché altrimenti sarebbe in una squadra, lui ha fatto la spola tra il Barcellona, l'Everton, vari prestiti, poi finì al Milan, poi è ritornato all'Everton, insomma ha fatto un macello nella sua carriera. Adesso al Watford dal 2018 e secondo me, se fosse vero, io non lo so, la cosa mi intriga parecchio. Però ripeto, credo che in attacco è l'ultimo dei problemi, perché ti possono alternare Mertens, Politano a destra, Lozano a destra, quindi già in teoria ne hai tre. In attacco Osimhen, Petagna, Mertens, in teoria ne hai tre. A sinistra Insigne, Lozano, Younes, non lo so, però in teoria ne hai tre. Hai un as in più, puoi adattare là dietro alla bisogna, puoi adattarci uno Zenisi, puoi adattarci un Fabian. Elmas, non ci dimentichiamo di Elmas, che io lo cito pochissimo ma lo voglio bene, non gli voglio bene, lo voglio bene. Quindi noi proprio in attacco non credo che faremo niente. Il problema è in difesa, porca di qua. Non posso sbattere i pugni perché è notte. Quindi da New York Valerio tutto, questo è il video per gli amici bellini e solo voi sapete, che ve li vedete fino a tutti, che quando arriviamo a 5.000 iscritti c'è la giveaway di magliette, di tazze e di rappresentazione, di esperienza VIP. Solo voi lo sapete, ma poi dopo ci saranno dei video specifici dove saprete di più della cosa. Ma questo non è detto che sarà l'ultimo video della giornata, perché se esce una notizia è che ce ne fotte. Ne facciamo un altro. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solito, non mi ricordo.